In un contesto così sfidante come quello di quest'anno, magari accentuato anche dalla canicola, dal caldo, da questo cambiamento climatico estremo, sono sicuramente razionali, necessari e funzionali. I dati previsionali di Confcommercio Veneto e Unioncamere confermano che a Treviso il 60% dei consumatori pensa di spendere come lo scorso anno, da 168 a 224 euro, con la variabile caldo a fare da padrone. L'inizio dei saldi è fissato per il 4 luglio, con termine poco dopo Ferragosto. Per i commercianti niente vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti la data d'inizio, obbligo di indicare il prezzo originario, la percentuale di sconto applicata ed il prezzo finale, garanzia di tutela per chi acquista. I saldi sono centrali e soprattutto sono centrali per ridare forza e focus ai negozi fisici di prossimità nei nostri centri storici. Infatti il 66% dei trevigiani dichiara di preferire di acquistare durante il periodo di saldi fisicamente. Ecco che qui si rassetta il sistema e finalmente il fisico è rimesso alle stesse condizioni di poter operare come l'online. La variabile dell'e-commerce, la scontistica, i rapporti privilegiati con i clienti iscritti alle varie piattaforme, tutto congiura perché il negozio di prossimità sia meno appetibile, ma i saldi dimostrano sempre che in questa fase il negozio è comodo e sicuro a fronte dei rischi e delle incertezze geopolitiche anche per i turisti. In questo i negozi indipendenti, multibrand che noi rappresentiamo offrono sicuramente un'alta qualità, lo chiede il 60% dei trevigiani, ad alti standard, ma anche costi sostenibili, prezzi congrui e su questo abbiamo lavorato proprio perché, diciamo, per competenza, per reputazione, per insegna, per storytelling consolidato. Previsto un buon flusso di clienti nei principali centri storici della Marca, anche se la variabile caldo rischia di penalizzare fortemente l'avvio della prima giornata, con i clienti che potrebbero arrivare solo nelle ore serali. Il trend sarà indirizzato verso capi leggeri e linee fluide, sandali e borse con dettagli di raffia o corda, giacche svuotate informali e pantaloni dai volumi ampi. Lo stile safari con toni neutri dal beige al verde e le lavorazioni artigianali saranno tra i capi preferiti, pratici senza rinunciare all'eleganza.